Io conosco Umberto da tanto tempo, ci siamo frequentati personalmente, ci siamo frequentati attraverso pratiche di scrittura, quindi per me è difficile dire qualche cosa attorno a quest'opera. Ci proverò, cercando di offrire una chiave di lettura che ho sviluppato, ho bozzato davanti appunto a questa sua ultima opera. E partirei subito da una premessa di fondo. Condivido molto quando Gian Vittorio parlava della storia. I miei studenti probabilmente avranno a noia, perché durante i miei corsi il tema della storia è un tema costante, e il fatto che qualche volta all'inizio siano sconcertati che ad un corso di psicologia sociale o di violenza si debba radicare dentro il tempo storico ciò che viene analizzato e studiato, rende conto forse della necessità di riscoprire, di formalizzare con grande attenzione il fatto che noi ci occupiamo sempre di esseri umani incarnati che vivono dentro un tempo storico. E questo permette, a mio avviso, di offrire una chiave di accesso a quest'opera. Sicuramente quando ci si trova davanti a opere, a un'impresa come è un dizionario di psicologia, ma anche di psicoanalisi, di psichiatria, di neuroscienze, io credo che agli autori si pongono due vie sostanziali. La prima via l'ho trovata riassunta in una frase dello scrittore argentino Borges, il quale diceva: ogni atto e ogni pensiero è l'eco di altri che nel passato lo precedettero, o il fedele presagio di altri che in futuro lo ripeteranno fino alla vertigine. Cioè, dentro questa affermazione di Borges c'è una convinzione molto forte che è presente nella nostra cultura occidentale, secondo cui le parole hanno sempre condiviso lo stesso significato e le cose sempre la stessa identità. È come se a un certo punto bisognava semplicemente aspettare che le cose potessero svelarsi attraverso le parole, in modo tale che queste parole poi andassero in qualche modo a riaccordarsi compiutamente a queste cose. Allora, questa è una via, e c'è anche una seconda via, che a me pare la via seguita dall'autore in quest'opera, che tende a pensare che nella storia delle idee noi produciamo tanti sinonimi di uno stesso vocabolo, e quindi vuol dire fare i conti con tutti i fenomeni di slittamenti, di contraddizioni, di rettifiche, che in qualche modo appartengono alla genealogia del farsi di un vocabolario che in questo caso appunto riguarda le scienze della psiche. Ecco, io credo che in qualche modo, poi non so se Umberto sarà d'accordo o meno, però a me pare, leggendo quest'opera, che ci sia tutto questo tentativo di intrecciare. Ovviamente questo intreccio, questa capacità di rendere conto delle contraddizioni, dei conflitti, delle omissioni e anche delle esitazioni rispetto ad alcuni temi di ricerca, è reso possibile appunto dal fatto, come diceva Gian Vittorio, che abbiamo un solo autore che in qualche modo ha lavorato attorno a questi aspetti. E lo ha fatto, a mio avviso, non seguendo quella logica che pensa che appunto quelle cose sono sempre lì e che aspettano semplicemente di essere scoperte, di svelarsi compiutamente, ma piuttosto si tratta di rendere conto di come, attraverso anche il groviglio e le esigenze del tempo storico, vanno a costituirsi campi di ricerca, assetti disciplinari, oggetti di indagine. E io credo che questo rende conto all'autore anche un certo tipo di esercizio critico che impone anche al lettore.
E questo esercizio critico, a mio avviso, è ancora più importante quando abbiamo a che fare appunto con apparati concettuali, con dei vocabolari storicamente contingenti che riguardano quel soggetto, quell'essere umano, che si istituisce come oggetto del proprio campo di indagine. Allora è evidente che questo modo di procedere vuol dire anche pretende all'autore, ma chiede anche al lettore una sorta di principio di precauzione rispetto a quei saperi elaborati da esseri umani che hanno come oggetto e finalità altri esseri umani. E soprattutto se pensiamo che questi vocabolari poi si traducono in pratiche che possono arrivare anche a privare la libertà un altro essere umano, possono portare a costringere un essere umano a dover assumere sostanze psicotrope. Allora, a me pare che l'autore abbia operato secondo questa via, appunto questa che vi dicevo, che è la via che lega ciò che è slegato, che rende conto di tutti questi sfasamenti. Ed è interessante perché se ci pensate, un dizionario funziona attraverso un principio basico, che è quello della destrutturazione di tutta questa sapere, questa conoscenza, attraverso un principio ordinatore che è l'ordine alfabetico, che è una sorta, come dire, di implicita decostruzione di qualsiasi rilevanza, cioè è semplicemente l'elenco alfabetico. Io che ho il cognome che inizia per Z, no? Spesso sono relegato sempre alla fine di questi lunghi elenchi. E questo richiede ovviamente, davanti a questa decostruzione e ricomposizione attraverso quest'ordine alfabetico, chiede ovviamente al lettore, a mio avviso, anche uno sforzo, che è lo sforzo di chi in qualche modo si muove all'interno di questo campo del sapere e in qualche modo va a cogliere ed è chiamato a cogliere questo percorso che lega tutti questi aspetti, è chiamato a cogliere come si forma il concetto di normalità, di anormalità, e lo fa, a mio avviso, con la consapevolezza che il costituirsi del vocabolario delle scienze psicologiche non è più stato relegato alla vita dello spirito, ma ha dovuto fare i conti con altri crinali. E l'autore, a mio avviso, ha questa capacità di portare il ragionamento, la riflessione, quindi invitare il lettore attraverso sì un dispositivo centrale che è appunto le scienze psicologiche, ma con un dialogo molto forte con la filosofia e nel contempo anche un linguaggio serrato con le moderne scienze biomediche, proprio perché è all'interno di questi continui campi di intreccio, di contaminazione, di sovrapposizione, di slittamenti che va a costituirsi poi il lessico che noi in qualche modo stiamo utilizzando. E se vogliamo, e se ho ancora qualche minuto, c'è un altro aspetto che secondo me è importante. Quando ci avviciniamo a quest'opere, ce ne sono tante ovviamente in commercio che hanno questo tipo di impostazione. Spesso il lettore ha come l'idea che in qualche modo i campi di ricerca, le teorie, escano già mature dalla mente dei propri autori, il che non è così. Non escono mai già maturi. Cioè l'idea che per motivi di semplificazione, per motivi di organizzazione, no, il lettore ha come l'idea che, come per un momento quasi di magia, di insight, no? Cioè tutto ciò che poi diventa canone, diventa poi tradizione, esca già compiuto, già maturo nella mente di chi l'ha pensato. E io credo che l'opera, proprio perché, come dire, opera attraverso, mantenendo sì una via maestra, ma attraverso dei continui scostamenti, che sono gli scostamenti proprio del dialogo. Diceva
bene Gian Vittorio rispetto alla generosità della disponibilità al dialogo. Cioè, perché il dialogo è la capacità di non essere esauriti dal proprio punto di vista, di saper mantenere un punto di vista, quindi una postura di dialogo, ma sapendo benissimo che il dialogo è qualcosa che ti trasforma attraverso questo momento dialogico. E quindi, come dire, l'autore da questo punto di vista, a mio avviso, è molto generoso, ma in questa generosità restituisce anche al lettore il farsi del vocabolario della psicologia e non semplicemente qualche cosa che è già dato e che in qualche modo, come dire, lo si coglie da un albero come se fosse un frutto già maturato e già disponibile. Allora io credo che questa attenzione al farsi del vocabolario, quindi non semplicemente ad uno spacciare come già dato un vocabolario precostituito, rende anche conto, da un lato, di tutto quello che è stata la grande contaminazione, i grandi intrecci che hanno caratterizzato appunto le scienze della psiche, che ancora oggi caratterizzano appunto le scienze della psiche. E dall'altro credo anche che permetta al lettore di capire come oggi abbiamo un canone. Non so se vogliamo chiamarlo tradizione, se vogliamo chiamarlo con un altro linguaggio, ma che definisce all'interno di un certo perimetro dei campi di indagine, delle tradizioni di ricerca. E credo anche che, se ho ancora un minuto, credo anche che quest'opera sia importante perché proprio grazie e a causa di questo continuo intreccio, di questi continui slittamenti, noi abbiamo bisogno di una mappa, abbiamo bisogno di un orientamento, abbiamo bisogno di comprendere come tra 800 e 900 abbiamo messo a tema ciò che noi oggi studiamo in modo come scontato, come se fosse già dato. E credo che all'interno di quest'opera si possono trovare, grazie a questa cura delle parole che l'autore secondo me in modo magistrale riesce a rendere, noi possiamo trovare tutti quei nuclei tematici, quei temi centrali che sono cresciuti in questo secolo alle nostre spalle, che probabilmente sono la base di partenza su cui noi oggi ci stiamo muovendo verso una psicologia futura. Ed è grazie a questa attenzione che è possibile comprendere come si è sviluppata la capacità di fondare una discorsività scientifica e come si è arrivati in qualche modo a mettere a tema alcuni aspetti. E credo che tutto questo sia avvenuto tenendo presente un principio di base, cioè che l'autore secondo me rende pienamente, ma che è proprio dentro tutto il percorso delle scienze psicologiche, è il fatto che non possiamo essere indifferenti alla storia. Grazie.